Il ritmo è di quelli importanti, 6.000 persone al giorno nei punti vaccinali sparsi nella provincia di Padova. Lo spettro temuto è invece diventato realtà. Le 14.400 dosi di vaccino Pfizer arrivate nella giornata di martedì si sono esaurite. L'ULSS non ha scelta, è costretta a rinviare i vaccini agli ultraottantenni convocati per lettera nelle giornate da giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile, 15.000 persone. In questo momento, ieri abbiamo avuto una fornitura di Pfizer che purtroppo è stata insufficiente per garantire tutta la programmazione da qui a subito dopo Pasqua e che riguarda soprattutto i grandi anziani. Stiamo comunque cercando di reperire il maggior numero possibile di cellulari, di telefoni per mandare messaggi e ci stiamo coordinando anche con i sindaci. Stiamo prendendo qualche contatto anche con la medicina generale, con dei medici, per acquisire e dare l'informazione più capillare possibile. Gli anziani saranno riconvocati appena arriveranno le agognate dosi di vaccino. Intanto le autorità sanitarie confermano tutti gli appuntamenti riguardanti le seconde dosi. Noi stiamo in questo momento lavorando garantendo la seconda dose. E quindi noi abbiamo in programma di mantenere appunto questo principio, tant'è vero che stiamo tenendo appunto le seconde dosi. Intanto la macchina va avanti, ma a singhiozzo. Stiamo vaccinando 6-7 mila persone al giorno, un dato importante. Abbiamo una macchina che può però raggiungere gli 8.000 vaccini al giorno e addirittura gli 10.000, naturalmente tutto dipende dal vaccino, se ci arriva o meno. Quindi ogni giorno noi siamo lì a misurare le dosi, a capire quante dosi possiamo fare, quante persone possono arrivare ai nostri punti vaccinali e così via. Insomma, abbiamo necessità di avere dosi di vaccino sufficienti a permetterci una programmazione almeno nel breve periodo. A differenza di altre ULSS, a Padova sono disponibili dosi di AstraZeneca, per questo verranno riaperte le prenotazioni da portale della Regione dal 1 aprile per gli insegnanti e altre categorie che possono accedere a questo vaccino. Dal 1 aprile andranno prenotate sul portale anche le vaccinazioni per gli accompagnatori degli anziani over 65. 6.000 vaccinazioni al giorno, l'obiettivo raggiunto sinora, ma il sistema sanitario padovano punta ad arrivare a 10.000 dosi, un traguardo possibile sperando nell'arrivo dei vaccini.